La Torre Moscarda si trova in Friuli Venezia Giulia, nella valle del But, vicino a Paluzza. Viene chiamata dagli abitanti del luogo anche La Torate. Si tratta di un antico baluardo di un complesso sistema difensivo doganale composto da 2 torri poste sulle rive del torrente But. La torre sulla riva destra fu distrutta nel 1840. Le 2 torri vennero costruite in questo luogo perché è il punto dove la valle si restringe e quindi era il luogo in cui era più facile sbarrare la strada consolare che portava al passo Montecroce Carnico, importante valico percorso fin dai tempi più antichi. La rocca è stata costruita a metà del 1200 ed è alta poco più di 10 metri. Ha una base quadrata e presenta 3 finestre e una porta a volta arcuata al primo piano. Una volta raggiunto l'apice, la vista si apre sulla valle e sulle vette circostanti. Oggi si può raggiungere la torre attraverso 2 sentieri, uno a est e l'altro a nord, lungo i quali si incontrano diverse opere militari, quali trincee, rifugi e postazioni militari risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale. Più volte rimaneggiata, la torre nel 1993 è stata oggetto di un sensibile restauro ed è diventata sede di un museo del territorio con annesso giardino botanico. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Seguici anche su Facebook e Instagram.